Allerta meteo nel territorio, fine settimana di forti acquazzoni, torna il rischio frane. Buonasera a tutti, dunque l'allerta meteo in primo piano, un fine settimana all'insegna del cattivo tempo. Il nostro esperto Alessandro Marcon prevede il peggio tra domani e domenica e mette in guardia sul rischio frane. Fabio Carraro. Si annuncia un fine settimana da bollino rosso sul versante meteo. Alle indicazioni della Protezione Civile regionale, che ha diffuso lo stato di allarme per tutta la regione, si aggiungono le previsioni del nostro esperto Alessandro Marcon di nordestmeteo.it. Da questa notte, spiega Marcon, assisteremo a un fenomeno che avrà il suo apice dalla tarda serata di domani fino a metà giornata di domenica. Poi, per fortuna, le condizioni miglioreranno. I venti in quota saranno da sud e gireranno a scirocco proprio a ridosso delle prealpi. Questa inclinazione dei venti è una delle peggiori per il nostro territorio, che tanto ci fanno ricordare l'alluvione catastrofica di inizio novembre 2010. La cartina mostra come sulle prealpi cadranno quantitativi superiori ai 150 mm. Sono pochi in confronto a quelli caduti nel weekend di inizio novembre 2010, ma questi saranno raggruppati in circa 12 ore. Il problema arriva proprio qui: quantitativi elevati di pioggia, scirocco sulla costa che renderà difficoltoso il deflusso in mare, ma soprattutto il terreno inzuppato dallo scorso peggioramento, quando con soli 50 mm sulle prealpi il Bacchiglione si è innalzato a 4 metri. Marcon sottolinea l'attenzione oltre all'ingrossamento dei fiumi anche a livello franoso, dove i movimenti potrebbero essere possibili grazie all'ingente quantità di acqua.